5.000 piante di conifere e latifoglie in un territorio dove la tempesta Vaia ha duramente colpito. Oggi ad Asiago, nei pressi del Monte Zebio, ha preso avvio il rimboschimento del bosco degli 800 anni dell'Università di Padova. Il progetto, che si inserisce proprio nell'ambito delle celebrazioni previste per gli 800 anni dell'Ateneo, ha come obiettivo quello di far rinascere la superficie forestale di un'area di 8 ettari andata completamente distrutta da Vaia e localizzata nei pressi della Croce di Sant'Antonio. Alla cerimonia di piantumazione era presente anche la rettrice Daniela Mapelli. Abbiamo concesso all'università questi 8 ettari di area boschiva e su ogni ettaro verranno piantate 2000 piantine dell'altezza di circa 30-40 centimetri. È un segnale importante che guarda avanti nella logica di intervenire nel dissesto creato da questo ciclone che ha fortemente condizionato i nostri boschi.